Vino di ottima qualità, buone anche le produzioni, in generale aumento. Nonostante tutto, quindi, il 2023 si annuncia come un'ottima annata. A creare problemi le precipitazioni frequenti e l'aumento della grandine, accompagnate a una maggiore presenza di malattie fungine. A far ben sperare, invece, la maggior fertilità delle gemme e un ingrossamento degli acini per la maggior disponibilità di acqua, che ha fatto in generale crescere la qualità dell'uva. A far spingere la produzione, inoltre, la maggior disponibilità di superfici coltivate a vigneto nella regione. Dato ufficiale di inizio della vendemmia lunedì 28 agosto, in ritardo di 5-10 giorni rispetto a quella consueta. Si parte con le varietà precoci di Pinot e Chardonnay, toccherà poi alla Glera, che servirà per il Prosecco, per arrivare a fine settembre con la Garganega. Nelle province venete, a Padova e Rovigo, si attende una produzione che segnerà un più 10% rispetto al 2022. A Treviso previsto un aumento della glera, in calo i vitigni a bacca rossa. Nel Vicentino i quantitativi raccolti aumenteranno di circa il 15%.